aggressioni continua a preoccupare l'assalto della microcriminalità a Venezia. Il titolare di un locale di Cannareggio ha subito 5 tentativi di furto in una settimana, forse un record. Maxi operazione delle Fiamme Gialle di Torino con perquisizioni in tutta Italia e anche in territorio veneziano. 9 italiani indagati, sequestrate 12.000 console contraffatte. Furti con la tecnica dell'abbraccio, 12 fogli di via emessi dalla questura di Venezia, controlli a tappeto sul litorale, tutte le 12 persone rintracciate e allontanate hanno precedenti. Terremoto politico a San Donà, il sindaco Teso ha tolto le deleghe all'assessore Gianluca Forcolin. Secondo il Primo Cittadino la maggioranza continuerà a avere i numeri per amministrare la città. La situazione sanitaria del Lido e Pellestrina arriva al ministro della Salute Schillaci con un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Grippo di Azione. Il piano del rilancio dell'Italia al centro degli stati generali della CNA del Veneto al capannone del petrolchimico di Porto Marghera. Dal pomeriggio le proposte a Regione e Governo. Oggi le prove, domani a partire dalle 14 appuntamento con Jesolo Air Show che festeggia 26 anni e quest'anno segna l'abbraccio tra l'Italia e le frecce tricolori di ritorno dal tour negli Stati Uniti. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli, la cronaca in primo piano. Probabilmente ha battuto ogni record il titolare di un locale di Cannareggio che ha subito ben 5 tentativi di furto in una sola settimana. Tra spaccio, furti e aggressioni continua a preoccupare l'assalto della microcriminalità a Venezia. Nell'ultima settimana abbiamo subito 5 tentativi di furto. Hanno tentato di scassinare la porta, di aprire la porta e hanno bucato il vetro che dà sulla corte esterna. Hanno fatto un buco enorme, però non sono riusciti a entrare. Per Francesco Guadalaxara subire un tentativo di furto è diventata una triste abitudine a cadenza quasi quotidiana. La porta d'ingresso del suo locale a Cannareggio è diventata un piccolo monumento alla microcriminalità che tiene sempre più sotto assedio questo sestiere di Venezia. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro, non potendo più spacciare perché perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici e delle attività commerciali. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla bellezza di Venezia e dall'apparente tranquillità che sembra caratterizzare Calli e Campi. Residenti e commercianti di Cannareggio lo vanno ripetendo con sempre maggiore insistenza rispetto a una volta. Qui le cose stanno rapidamente cambiando e in peggio. L'altra mattina ho visto vicino al ponte qua una macchia di sangue enorme, sarà stati 3-4 metri di lunghezza e là sicuramente è stato un accoltellamento, insomma, o una faida, ecco, tra bande. È un fenomeno che forse riguarda l'intera città. A San Giacomo, ad esempio, un giovane è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante un'aggressione per rubargli il borsello all'ora di cena. È pieno di spacciatori, è pieno di brutta gente e chi magari torna tardi, ragazze soprattutto, è abbastanza pericoloso. Non c'è un bell'ambiente né a Cannareggio né a Rialto. Gli appelli dell'ultimo periodo sono stati raccolti dalle forze dell'ordine e quasi tutti sono concordi nel constatare un rafforzamento del presidio sul territorio. Ma come per altri versi, si dice per Mestre, il problema non si risolve solo con una repressione che, per quanto efficace, non potrà mai essere completamente risolutiva. A Venezia bisogna fare i conti con una città che resiste nelle sue mura ma è completamente svuotata. Il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più. In alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse. E al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città, verso sera la città un po' si svuota. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative. Dopo una serie di controlli da parte della polizia, in particolare nell'area di Jesolo, finalizzati a contrastare i furti con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, sono stati 12 fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti con precedenti rintracciati sul litorale ma provenienti da altre province. Questi provvedimenti, spiegano dalla questura, vogliono colpire comportamenti che sono causa di attenuazione nella percezione di sicurezza e intendono al contempo restituire un senso di serenità sociale, allontanando dai contesti urbani persone che hanno dimostrato pericolosità.
Maxi operazione delle Fiamme Gialle di Torino che hanno sequestrato videogiochi contraffatti in tutta Italia nel veneziano. Anche nel veneziano 9 le denunce. 12.000 console per videogame contraffatte che simulano alla perfezione le originali, con all'interno oltre 47 milioni di giochi, anch'essi contraffatti. È l'esito dell'operazione Coin Up 80 della Guardia di Finanza di Torino, che ha portato a un maxi sequestro di dispositivi in Italia e in provincia di Venezia. All'interno delle console, vendute principalmente tramite negozi online, erano precaricati illecitamente giochi risalenti agli anni 80 e 90 che negli ultimi tempi stanno conoscendo una nuova fase di popolarità. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la filiera dei prodotti, tutti di provenienza cinese. La distribuzione avveniva principalmente attraverso i siti internet delle aziende italiane coinvolte e in alcuni punti vendita fisici delle stesse, in particolare centri commerciali anche nel veneziano. 9 i responsabili italiani denunciati all'autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, ricettazione e violazione al diritto d'autore. I dispositivi, privi anche delle indicazioni previste dalla normativa ambientale, sono stati distrutti nel rispetto delle regole riguardanti lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto. Terremoto politico in comune a San Donà di Piave. Il sindaco Alberto Teso ha tolto le deleghe all'assessore Gianluca Forcolin. Secondo il primo cittadino, la maggioranza continuerà ad avere i numeri per poter amministrare la città. Gianluca Forcolin non è più assessore al bilancio e al personale del comune di San Donà di Piave. Il sindaco Alberto Teso ha assunto le sue deleghe in attesa di nominare un nuovo assessore. Secondo il primo cittadino, il rapporto di Forcolin con la maggioranza era in tensione da mesi. Per questioni, tra l'altro, non di particolare rilevanza amministrativa, più che altro prove di forza tra le varie componenti del centrodestra, cose che sono anche abbastanza deludenti per chi vuole fare amministrazione. Ormai era venuto meno il rapporto di fiducia tra la mia giunta, tutti e 5 gli altri assessori e tutti i consiglieri di maggioranza tranne il gruppo della lista di Gianluca Forcolin. Sindaco di Musile di Piave, quindi deputato, poi vicepresidente della regione e assessore al bilancio, Forcolin è uscito dalla Lega nel 2020 e dopo 2 anni da presidente del Casinò di Venezia è rientrato in politica con Forza Italia. A San Donà di Piave era candidato con una lista civica. Per il sindaco Alberto Teso il problema non è con gli alleati in consiglio comunale. Non è una questione di equilibri politici, quindi non viene nemmeno il rapporto con Forza Italia. Io ho un altro assessore di Forza Italia in giunta con la quale i rapporti sono ottimi e non intendiamo metterli in discussione. Con Gianluca era stato eletto con una lista civica. Io spero che i 2 consiglieri comunali della sua lista civica possano mantenere la fiducia nei confronti dell'amministrazione. In mancanza di loro 2 saremo comunque 15 con 8 più 2 all'opposizione. Forcolin preferisce ancora non rilasciare dichiarazioni. In serata ci sarà una riunione con esponenti di Forza Italia e della sua lista civica. Ultimamente nei comuni del veneziano i rapporti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono spesso burrascosi. Nel marzo del 2023, in appena 10 giorni, spaccature interne al centrodestra fecero cadere la giunta di Martina Vesnavera a Spinea e di Florio Favero a Portogruaro. Esattamente un anno dopo, il sindaco leghista di Chioggia, Mauro Armelao, avviava un rimpasto di giunta escludendo Fratelli d'Italia. A giugno le elezioni di Scorsè hanno visto una lotta all'ultimo voto tra 2 fazioni di centrodestra che facevano capo ai 2 ex sindaci Giovanni Battista Mestriner e Nais Marcon. La situazione sanitaria del Lido arriva al Ministro della Salute Schillaci con un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Valentina Grippo di Azione. Oltre a chiedere al Ministro quali azioni intenda intraprendere con la massima urgenza affinché non solo sia garantita un'assistenza sanitaria adeguata per quantità e qualità al Lido e a Pellestrina, nell'interrogazione si chiede che le 2 isole siano considerate aree disagiate per usufruire delle risorse necessarie e garantire un livello di assistenza sanitaria adeguato e in linea con il territorio circostante. Il piano del rilancio dell'Italia al centro degli stati generali della CNA del Veneto. Qual è il futuro del lavoro nel nostro territorio? A rispondere e proporre al governo soluzioni di idee artigiani, mondo della politica e delle istituzioni insieme ad esperti di economia. Il piano del rilancio dell'Italia al centro degli stati generali della CNA del Veneto.
Innanzitutto mettere al centro il territorio, che noi abbiamo pensato debba dialogare tra imprese e lavoro. Siamo nel contesto di Porto Marghera, quindi anche nell'area che è interessata alla zona logistica semplificata di Porto Marghera e del Rodigino, e vogliamo pensare a tutte quelle imprese che sono già insediate in questo territorio, ma anche a quelle che vorranno insediarsi nei prossimi anni, cercando di rilanciare il tessuto produttivo veneto anche nell'ottica di logistica e interazione con il porto. E poi il tema del lavoro, la competitività del territorio, specie in relazione con i paesi europei. Necessario trasmettere competenze anche alle nuove generazioni, sviluppando il desiderio di investire sull'artigianato. La proposta a Regione e Governo di CNA. Dovrebbe essere messa a disposizione del passaggio generazionale all'interno delle imprese tra genitori e figli o tra titolari e dipendenti o per persone esterne che subentrano, diciamo, dei fondi, un fondo di rotazione ad esempio che potrebbe essere importante, delle facilitazioni fiscali, delle facilitazioni per l'accesso al credito, perché è l'unica strada in base alla quale un ipotetico, diciamo, imprenditore può partire con l'idea di fare in proprio. Soltanto alcuni tra i temi sollevati del capannone del petrolchimico e non a caso, da sempre, luogo di lavoro e di lotta. Firmata a Martellago una convenzione che aiuterà molte imprese veneziane a investire nel futuro puntando su nuove tecnologie e salvaguardando l'ambiente. Un plafond di 20 milioni di euro per sostenere gli investimenti 4.0 di sostenibilità delle 16.000 imprese veneziane associate a Confartigianato, Città Metropolitana di Venezia e Confcommercio Unione Venezia Rovigo. È stato stanziato da Centromarca Banca. Per gli investimenti legati all'innovazione tecnologica, a nuovi processi produttivi a minore impatto ambientale e quindi alla transizione sostenibile. Questo per essere più competitivi, perché le nostre aziende devono essere accompagnate in questo percorso, perché la transizione sostenibile ti porta ad essere più competitivo, di conseguenza siamo al loro fianco. Sicuramente creerà un percorso formativo e innovativo, io mi auguro, e anche di crescita per il territorio. Oltre a stimolare quello che è già un'azione quotidiana da qualsiasi media, da qualsiasi possibilità di confronto anche con gli altri imprenditori, qua abbiamo anche la possibilità di portare una risorsa sul tavolo di chi vuole investire e di chi vuole avere un futuro, perché chiaramente questa è un'occasione che probabilmente creerà qualche sconforto e anche qualche voglia di uscire dalla sfida dell'impresa, ma noi lavoriamo perché ci sia sempre un futuro. Infatti, con un importo massimo di 500.000 euro, il finanziamento offrirà respiro alle aziende che desiderano investire nel proprio futuro, con durata flessibile e adatta alle varie esigenze. Anche i più piccoli, i miei colleghi, i miei più piccoli simili, appunto attività di commercianti o artigiani che essi siano, possono disporre di cifre piccole per ricordarsi che dobbiamo guardare effettivamente a ciò che ci aspetta prossimamente per quanto riguarda ESG, un termine che pochi conoscono. Ripeto, ESG, andate a guardarvi bene che cosa significa, ma è tutto ciò che serve a quell'attenzione verso la sostenibilità, al clima, tutto ciò che tutti i giorni sentiamo solamente parlare, ma impatterà su tutte le nostre attività, su tutte le nostre imprese. Grazie a questi finanziamenti le imprese potranno realizzare progetti concreti come l'acquisto o l'installazione di macchinari e impianti innovativi, l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale o il conseguimento di certificazioni ambientali per dimostrare l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. Oggi le prove, domani invece a partire dalle 14 appuntamento con Jesolo Air Show che festeggia 26 anni e quest'anno segna l'abbraccio tra l'Italia e le Frecce Tricolori di ritorno dal tour negli Stati Uniti. Per questioni di organizzazione e sicurezza, come ogni anno, saranno vietati l'accesso alla riva e la balneazione in entrambe le giornate, modifiche al traffico e alla sosta. In occasione dell'appuntamento è arrivato anche il saluto del presidente Zaia. Velocità e dinamismo, eleganza e potenza, dice, le Frecce Tricolori sono il nostro orgoglio. Un cielo pieno di bolle, quello che si vedrà a Mestre al Parco Albanese per la 6ª edizione di Arte Circense. Il 21 e il 22
a Mestre, al Parco Albanese, abbiamo l'occasione di ospitare, e ce lo vogliamo tenere anche ben stretto, il Festival Internazionale delle Bolle di Sapone. Nell'aria c'è magia, un gioco sincero, tra le mani una bacchetta, il sogno si fa vero. Il sogno era proprio quello, cioè riunire tutti gli artisti delle bolle, ma anche di altre varie discipline che si interconnettono con le bolle, in una festa enorme dove tutti possono esprimere la loro potenzialità. Nel cielo azzurro le bolle volano, lo spero, un cielo pieno di bolle. Tutta una serie di eventi, laboratori, spettacoli legati al mondo delle bolle, con artisti internazionali e italiani. È un'occasione per grandi e piccini di divertirsi, assolutamente gratuita, che sintetizza anche il concetto che Mestre continua a essere attrattiva per eventi internazionali che si svolgeranno anche la sera al Teatro Albanese con un gran galà. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi, come sempre dopo di noi il meteo. Una buona serata, arrivederci.